Una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica. La nostra Repubblica proprio oggi compie infatti 75 anni, una festa che viene celebrata in tutta Italia, anche se c'è da dire che nel Vicentino ci sono diversi sindaci, diversi appartenenti alle istituzioni che chiedono con gran forza l'autonomia del Veneto. 2 giugno, festa della Repubblica. Patria e bandiera sono suggestioni che si fondono col buon governo dei territori e dei popoli. I valori vanno coniugati con l'efficienza e la strada per ottenere questo risultato in Veneto è stata individuata e votata. Si chiama autonomia. Una riforma che nel referendum consultivo del 2017 aveva visto Vicenza prima provincia veneta per affluenza e per voti favorevoli, con un plebiscitario 98,3% di sì. Eppure l'autonomia resta ancora una riforma incompiuta in questo 2 giugno in cui si celebra il referendum del 1946 in cui vinse l'idea di Repubblica. Vinse la Repubblica, ossia vinse l'idea che dovesse essere il popolo a partecipare alla designazione dell'organo supremo. Vinse l'idea che dovesse essere il popolo il protagonista. Proprio perché il 2 giugno vinse quell'idea, ritengo che la maggiore autonomia richiesta proprio con un referendum del popolo veneto non si contrapponga affatto a quest'idea, ma sia figlia dello stesso spirito. Auspico dunque un Veneto più autonomo in una Repubblica forte e solida. Autonomia al Veneto in una Repubblica italiana ugualmente solida. E questo è il principio che guida anche oggi i sindaci del Vicentino a rilanciare questa riforma, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, alla fine di una crisi lunga, una crisi economica, sociale, sanitaria. Sono sicura che se avessimo avuto l'autonomia, ogni amministratore che conosce bene il territorio avrebbe potuto dare molto di più ai cittadini. Sulla ripresa sicuramente avrebbe determinato, grazie all'autonomia, una ripresa economica più veloce, più celere, un'autogestione da parte del Veneto che ha sempre dimostrato anche in materia economica di avere una marcia in più rispetto ad altre zone d'Italia. L'autonomia sarebbe la chiave per snellire gli iter burocratici, per ridurre i tempi e per dare risposte più veloci ai cittadini. Ma perché l'autonomia sia efficace è necessaria una netta e chiara spartizione delle materie tra regioni e Stato. È giusto che ci sia un'autonomia, ma che sia ben definita, che sia definita nelle materie, che non siano materie concorrenti, ma che siano materie o esclusive dello Stato o esclusive delle regioni. Questa deve essere, secondo me, il traino, cioè il fondamento di questa riforma, che non è appunto ancora compiuta. Oggi, 2 giugno, i comuni rilanciano l'autonomia e non da domani. Serviva da ieri. E se avessimo l'autonomia, sono sicura che potremmo raggiungere dei grandi risultati. Autonomia come priorità anche da parte delle tante persone che abbiamo avvicinato al nostro microfono. Secondo me sì, è uno dei punti che, se non sbaglio, era anche nei programmi di Zaia, no? E quindi sì, credo che sia arrivato il momento di mettere sul tappeto anche quel problema e di risolverlo possibilmente. Secondo lei ci vorrebbe l'autonomia perché? Ma perché su tante norme è giusto che siano le regioni a governare, soprattutto a livello, ad esempio, entrate o possibilità di investire le tasse provenienti dalle singole regioni. Poi, per carità, sempre con un'attenzione al bene nazionale, però insomma certe autonomie credo che possano essere, così come ci sono anche in tanti altri posti, quindi una rivisitazione della fiscalità e non solo di quella. Beh, penso proprio di sì, visto che la maggior parte dei veneti hanno detto di sì al referendum. E l'autonomia magari può gestire meglio anche il territorio, per quello sì, anche perché capiscono meglio il territorio com'è, mentre dall'alto lì, da Roma, magari non sanno anche i problemi dei territori. Mi sembra che per quel motivo lì che possa essere una cosa valida. Noi siamo in tante regioni, ognuno ha le sue peculiarità e non solo il Veneto dovrebbe avere la sua autonomia, tutte le altre, quindi non solo la Sicilia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, ognuna in base alle proprie caratteristiche dovrebbe avere la possibilità di scegliere. Io sarei d'accordo per l'autonomia comunque.
Quindi sarebbe il caso di ritornare sul tema? Sì, anche sì. Sì, sarebbe il caso perché insomma è stato fatto un referendum, quindi una volontà popolare c'è. Adesso ci sono state tante altre cose che forse l'hanno messa in secondo piano, ma non mi sembra che sia il caso di lasciare perché è importante. Visto che ci sono anche altre regioni che hanno l'autonomia, anche noi dobbiamo averla. L'autonomia servirebbe a mandare meno tasse a Roma e spenderli qua. E ritengo anche Zaia un ottimo governatore. La maggioranza delle persone in Veneto hanno votato per l'autonomia, quindi sì, sono favorevole. Anche perché il numero che vedete proprio sui vostri teleschermi la dice lunga: 1319 i giorni che sono passati da quel famoso referendum in cui tantissime persone, il 98% dei veneti, disse sì all'autonomia della regione. 75 anni della Repubblica d'Italia, dall'altopiano, nello specifico dal consorzio del formaggio Asiago, è partita per Roma una forma di formaggio invecchiata 75 mesi con l'effigie del Presidente della Repubblica Mattarella e ovviamente il tricolore. È stata inviata proprio a Roma in dono del Presidente della Repubblica. L'Asiago DOP sbarca nella capitale per le celebrazioni del 2 giugno. In occasione della festa della Repubblica, che quest'anno soffia sulle 75 candeline, i 35 soci del consorzio di tutela del formaggio Asiago hanno donato una meraviglia casearia molto particolare al presidente Sergio Mattarella. Il dono è stato scelto fra le forme prodotte nel 2015 e rientra quindi nella categoria stravecchio, quella che porta in dote tutti gli aromi e i sapori della stagionatura della DOP veneta. L'Asiago inviato a Mattarella è stato stagionato infatti per 75 mesi, uno per ogni anno della Repubblica Italiana, e la forma è stata personalizzata con il tricolore sullo scalzo e con un ritratto in chiaroscuro del Capo dello Stato. Il regalo è stato impacchettato a dovere in un bauletto di legno con tutte le decorazioni del caso. Il presidente del consorzio di tutela dell'Asiago, Fiorenzo Rigoni, sottolinea come l'iniziativa sia nata anche per celebrare la comune volontà di ripresa dopo un periodo molto complicato per il Veneto, l'Italia e il mondo intero. Una ripresa che guarda un futuro di crescita e sviluppo, affondando le proprie radici nella tradizione, nella cultura di un popolo e di una terra ricca di storia e di gusto. E sono soddisfatti i ristoratori, parlando proprio di ripartenze, perché finalmente si può tornare a mangiare, a consumare i pasti all'interno dei locali. Resta però ancora l'incognita di quante persone possono sedersi ad oggi ai tavoli. Il telefono squilla ininterrottamente per le prenotazioni. Nelle cucine si vede il vapore, si sente il rumore delle stoviglie e si respira il profumo del cibo. Da oggi i ristoratori possono tornare a lavorare a pieno ritmo anche all'interno. Ci sono già prenotazioni? Per fortuna sì, noi ci riteniamo soddisfatti, la gente ha voglia evidentemente di tornare alla normalità. A pranzo in molti hanno scelto comunque lo spazio esterno, vista la bella giornata di sole, ma la sera i tavoli, che ora sono vuoti, torneranno nuovamente ad essere riempiti, naturalmente con l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza. Si potrà anche tornare a bere il caffè al bancone. Ma non c'è nemmeno il tempo di gioire che per i ristoratori viene confermato il vincolo dei 4 commensali non conviventi per tavolo. Notizia comunicata all'ultimo momento, come sempre fa sapere Veneto Imprese Unite. Dopo una mattinata di confronti con le prefetture del Veneto, dicono, è arrivata comunicazione scritta dalla prefettura di Venezia del fatto che non fosse più in vigore il vincolo, ma oggi stesso il Ministero della Salute ha comunicato l'intenzione di mantenerlo. Un comportamento gravissimo, continuano, per questo pretendiamo le dimissioni immediate di Speranza. E alla luce dell'ennesima bastonata i timori restano. Il timore rimane, soprattutto non tanto per l'estate, ma per quello che potrebbe, ci auguriamo di no, succedere con il prossimo autunno. Il timore è che il piano vaccinale, per quanto adesso evidentemente abbia preso un ritmo significativo, magari non riesca a colmare quelle che potrebbero, uso il condizionale, essere lacune di varianti che arrivano dall'estero. La speranza è che si vada verso una situazione di normalizzazione e quindi siamo qua pronti a fare il nostro, finalmente. Abbiamo fatto un po' il giro di ristoranti e bar nella nostra regione e siamo stati nel veneziano, abbiamo appena visto, e andiamo adesso nel trevigiano.
Oggi primo caffè al bancone, che effetto fa? Era ora perché si inizia poi anche col periodo così, con l'estate, siamo felici perché si torna un po' alla normalità. Un primo ritorno alla realtà, sperando che quest'estate le cose vadano sempre migliorando. Un rito riconquistato che profuma più del solito quello del caffè al bancone, nonostante ancora ci sia confusione su date relativi via libera da parte dei clienti che da oggi hanno ripreso a gustare un sorso di normalità. Tante persone non lo sanno ancora, però il fatto solo di poter entrare in serenità senza sentirsi, tra virgolette, di troppo è un aspetto bellissimo. Si varca la soglia e si tornano a consumare cibi e bevande anche all'interno dei ristoranti che fino ad oggi si sono adattati solo con i dehors esterni. Un effetto positivo. Dopo tanto tempo forse è il caso di ritornare alle vecchie abitudini. Siamo dalla parte dei ristoratori e oggi ci siamo concessi una pausa pranzo un po' più lunga e lo facciamo comodamente seduti al tavolo all'interno. Ecco la mascherina, ma sto sorridendo da questa mattina perché per noi significa tanto. Ma a spegnere molti sorrisi e far scoppiare la polemica la precisazione dell'ultima ora arrivata dal Ministero della Salute, che ribadisce il limite di 4 persone a tavola se non conviventi anche in zona gialla e bianca, per cui Veneto Imprese Unite prende posizione considerandolo l'ennesimo passo falso del governo, dopo una mattinata in cui la comunicazione verbale della prefettura di Treviso e scritta da quella di Venezia, si legge nella nota, confermava l'abolizione di tale vincolo. Ma intanto si guarda al domani. Per molti l'importante è che il telefono torni a squillare dopo aver sfidato il clima ballerino e i limiti del coprifuoco. Il telefono è tornato a squillare come ai vecchi tempi. Un maggio che è stato lunghissimo. Un maggio che è durato quest'anno, dal mio punto di vista, 62 giorni, non 31, interminabile. Insomma, tornano a sorridere ristoratori e baristi. Allora vediamo com'è la situazione nel Bassanese. Tutti seduti all'interno dei bar per assaporare con sommo gaudio una colazione o anche per un aperitivo al bancone, ma invece non è stato così nel secondo giorno di apertura. Apertura anche al coperto per quanto riguarda i bar, ma in questo bar non siede nessuno. Appunto, perché preferiscono tutti stare all'esterno, essendo che è da più di un mese che ovviamente la consumazione all'interno e al bancone non è permessa e quindi le persone si sono abituate a stare fuori. Consumazione all'interno no, hanno tutti preferito stare fuori, però al bancone un caffè al volo sì. Finalmente si respira aria di normalità, un po' di estate anche che sta arrivando e sinceramente al chiuso non è che ci importa più di tanto, visto che adesso cominciano le belle giornate, siamo anche fuori volentieri. Speriamo presto anche di buttare questa. Le temperature comunque sono molto miti e calde e quindi si riesce anche a stare fuori, anzi si sta fuori più volentieri di prima. Forse era meglio averlo messo un mese fa come si dice, questa apertura. Oggi è stata una giornata un po' anomala, diciamo, che la settimana scorsa tutti dovevano entrare per fare colazione, oggi invece cosa è successo? No, stanno fuori. Gli abbiamo detto, potete entrare? No, stiamo bene fuori. È il solito l'italiano, che vuole fare quello che non si può. Stare fuori dunque, va detto, complice anche la temperatura di questi ultimi giorni, mentre secondo gli esperti del meteo da giovedì arriva l'anticiclone africano a provocare una prima vera fase di caldo estivo che almeno fino a sabato porterà tanto sole e soprattutto temperature in deciso aumento. E a proposito di ripartenze, sabato prossimo, il 5 giugno, ripartono le crociere da Venezia con la MSC Orchestra che salperà alle 17 con destinazione Grecia. A quell'ora ci saranno i no navi che hanno annunciato azioni di protesta a partire dalla zona delle Zattere, imboccatura del canale della Giudecca. Non è infatti ancora possibile evitare il passaggio attraverso il canale della Giudecca, bacino di San Marco e la bocca di porto del Lido. Il decreto legge del 1 aprile convertito in legge il 17 maggio che sancisce l'estromissione delle grandi navi dalla laguna concede infatti ancora il passaggio dei giganti del mare per il centro storico finché non sarà approntata la soluzione transitoria a Porto Marghera con accesso da Malamocco. E a proposito, ripartenze per quanto riguarda le crociere, per quanto ci siano, abbiamo sentito queste proteste da parte del comitato no navi, invece grande entusiasmo per la ripartenza dell'aeroporto Canova di Treviso.
Destinazione Cagliari, in tarda mattinata è decollato il primo volo Ryanair del post-pandemia, segnando di fatto la ripartenza dell'aeroporto Canova di Treviso. Il grande giorno è arrivato, ha detto il presidente di Save Marchi, raccontando l'emozione per questa riapertura. Quando ho visto domenica pomeriggio i 3 aerei che sono arrivati di Ryanair in preparazione, mi sono emozionato perché è la vita che ritorna nei nostri aeroporti dopo tanta sofferenza. Emozione che traspare anche durante il discorso, con la voce che si incrina pensando a questi difficili mesi, durante i quali però non si è mai smesso di lavorare per arrivare a questa giornata. Dopo, come spesso accade, solo quando un brutto periodo o una sofferenza finisce, ci si rende conto di quello che si è sofferto, di quello che si è passato. Una ripresa che ha il sapore dell'inaugurazione con tanto di taglio del nastro, mentre i primi passeggeri in partenza arrivano in pista. Grazie a tutti. 200 milioni di dollari di investimento, oltre 140 voli settimanali fanno dello scalo di Treviso la 15ª nuova base di Ryanair in Italia. Avremo in totale 48 rotte da e per Treviso, di cui appunto 5 domestiche e 43 internazionali, e ci tengo a ricordare che 22 sono nuove destinazioni, quindi assolutamente un'iniezione di ottimismo sulla città e su tutto il territorio. La ripartenza di oggi ha visto in tabellone 16 voli, 8 partenze e altrettanti arrivi, un assaggio di quanto accadrà in estate con oltre 60 destinazioni. A livello nazionale e internazionale, per raggiungere i numeri del 2019 si dovrà attendere tra il 2023 e il 2024, ma a Treviso, auspica il numero 1 di Save, questo potrebbe accadere prima. Il 2022 potrebbe essere l'anno del ritorno alla piena operatività, aggiunge Marchi, che spiega come lo scalo Canova sia stato riaperto prima del previsto, perché chiarisce, se si fosse guardata solo l'ultima cifra del bilancio sarebbe stato probabilmente conveniente attendere un altro po'. Forse avremmo aspettato ancora un po', dati i pochi movimenti che abbiamo a Venezia, potevamo tenere chiuso l'aeroporto e ottimizzare il conto economico su Venezia. E il presidente di Save approfitta di questa riapertura per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non nascondo che qualche volta mi ha anche infastidito, mi ha amareggiato sentire certe critiche, certe posizioni di qualche aggressivo sindacalista che magari faceva un po' di demagogia e chiedeva garanzie. La miglior garanzia è la serietà del nostro impegno. C'è una breve pausa e subito dopo torneremo a parlare della riapertura dell'aeroporto Canova con la soddisfazione del sindaco di Treviso. Insomma, abbiamo visto a Treviso si torna a volare, è inevitabile la soddisfazione del sindaco Conte. Oggi si riparte, si decolla esattamente come decollerà la città di Treviso. La riapertura dell'aeroporto Canova rappresenta la ripartenza di tutta la comunità trevigiana dal punto di vista dello sviluppo economico e del turismo. Le parole del sindaco Mario Conte, che racconta a chi è andato il suo primo pensiero stamattina. Io voglio dedicare questa riapertura soprattutto ai lavoratori, agli imprenditori che ho più volte accolto nel mio ufficio in lacrime. Quindi io da quelle lacrime di preoccupazione, di dolore vorrei ripartire. Conte ripercorre questi mesi difficili, ricordi colloqui durante il lockdown con il presidente Marchi, al quale dice: ho sempre solo chiesto garanzie sul futuro dello scalo e oggi possiamo dire che quelle garanzie sono state mantenute e che non abbiamo mai mentito a nessuno. Abbiamo fugato ogni dubbio, abbiamo cancellato le male lingue perché quanta gente sperava che tutto andasse male. Nei prossimi anni Treviso vedrà un indotto superiore ai 500 milioni di euro di investimenti tra pubblico e privato e l'aeroporto, continua Conte, si inserisce in questo quadro come struttura strategica. Sindaco che poi racconta un retroscena. Io dico solo che mi è già arrivato il primo esposto e l'aeroporto si è ancora chiuso. Forse è anche tempo di cambiare i vertici di questi comitati, perché forse hanno perso un po' gli obiettivi, non gli interessa più la tutela dei vicini di casa, ma forse sono un po' più strumentalizzati politicamente. A tenere a battesimo la riapertura del Canova i giocatori della Benetton Rugby, protagonisti di un video realizzato appositamente per questa giornata.
E veste proprio la maglia del Benetton Rugby Eddie Wilson, amministratore delegato Ryanair, assente a causa di un intervento e in collegamento da Dublino. Ricorda il lungo legame che unisce la compagnia aerea irlandese alla città di Treviso. Quanto Treviso comunque è tra gli aeroporti più amati da Ryanair, a partire dal primo volo del 1999. E attraverso un videomessaggio è intervenuto anche l'assessore al turismo Caner, che ha spiegato come sullo scalo di Treviso si punti a livello regionale. Noi stiamo portando avanti un grandissimo progetto, le porte dell'accoglienza, e quindi ci sarà la possibilità all'interno dell'aeroporto di sviluppare un ufficio IAT di accoglienza turistica e assistenza e accoglienza turistica, che fa parte di un grande progetto promozionale a livello nazionale e internazionale. Andiamo a vedere adesso com'è la situazione dei nuovi casi positivi con il report inviato da Azienda Zero. Quindi dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina si sono registrati 119 nuovi casi. Il dato cumulativo dei tamponi positivi è pari a 423.608. Andando a vedere invece la situazione all'interno degli ospedali, scendiamo, ecco qua, benissimo, perché in entrambi i casi segni meno. 19 pazienti in meno in area non critica, 3 pazienti in meno in terapia intensiva. Ad oggi sono 232 infatti le persone ricoverate positive in area non critica, mentre i pazienti ricoverati positivi in terapia intensiva sono 45. 3 invece le persone che nel corso della notte non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita. Per quanto riguarda invece il report relativo alle nuove vaccinazioni, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 26.530 dosi in totale. Di queste 15.020 sono prime dosi, 11.510 sono invece i cicli completati. Il totale a oggi di vaccinazioni è pari a 2.854.582. E intanto da domani cambia radicalmente proprio il programma delle vaccinazioni, perché si apre a tutti dai 12 anni in su. Lo stesso governatore Zaia ha definito questa cosa proprio una vera e propria svolta storica. Alla mezzanotte è un istante del 3 di giugno, la Regione Veneto apre le agende per gli over 12 anni. La campagna vaccinale cambia di nuovo passo. A poco più di 24 ore dal via libera di AIFA alla vaccinazione dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni, il Veneto è già pronto a sganciarsi dalla logica delle fasce d'età. Il liberi tutti vaccinale da prospettiva diventa quindi realtà. A me sembra una giornata storica, perché vuol dire aver chiuso il giro di tutti i veneti, di tutte le fasce d'età, di tutte le categorie, perché con questo si impone la parola fine. La dimensione della svolta sta nei numeri. Da vaccinare dai 12 ai 39 anni ce ne restano 1.286.000. Certo, essenziali diventano la tempistica e l'effettività delle consegne, con il Veneto che dovrebbe ricevere nel mese di giugno 1.352.000 dosi, secondo le cifre comunicate dal commissario Figliuolo, chiamato però a sciogliere un altro nodo, quello della somministrazione di AstraZeneca e Johnson & Johnson anche agli under 60, tema sollecitato dallo stesso Zaia. AstraZeneca e Johnson & Johnson, per capirsi, finite le seconde dosi, scandisco bene, e finite le richieste degli over 60, per noi diventano un problema, perché rischiano solo di restare a magazzino. Più in generale il tema del rispetto delle forniture inciso nella campagna vaccinale. Rispetto alle previsioni, il Veneto ha ricevuto il 30% di dosi in meno. Se non abbiamo fatto, come si può dire, spianato tutte le armi che avevamo a disposizione, perché non avevamo munizioni e non ce le abbiamo le munizioni. Vi ho detto prima che ci sono stati forniti il 30% di vaccini in meno. Non è colpa di Figliuolo, è colpa dell'Europa, del contratto che non c'è, è dai tempi di Arcuri che ci trasciniamo sta rogna. Programmazione che diventa essenziale in vista della ormai assodata, seppure non ufficiale, terza dose. A mio avviso ci sarà. Chiamatela la terza vaccinazione, chiamatelo richiamo o chiamatela vaccinazione da fare, ma ci sarà. Noi siamo convinti, ve l'ho detto prima, che ci ritroveremo in una situazione di contiguità tra la fine di questa campagna vaccinale e l'inizio della prossima.
Vaccinare i più giovani diventa indispensabile anche in vista del prossimo anno scolastico, ne è convinto anche il virologo Fabrizio Pregliasco. Vaccinando i ragazzi, in particolare gli adolescenti, si ridurrà anche quello che comunque è successo durante questa fine anno scolastico, cioè scuole di fatto comunque chiuse, no? Perché è vero che c'era la didattica in presenza, ma tanti focolai ripetuti, vuoi per un caso tra i docenti, vuoi per un caso appunto fra uno dei ragazzi, e quindi per mantenere una continuità scolastica la migliore possibile in presenza, la vaccinazione sarà importante. Mettere al sicuro i più giovani anche per blindare l'anno scolastico 2021-2022 sono diversi motivi per immunizzare i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, tra le voci più autorevoli di questa pandemia. Ma la ragione, dice il professore, sta ancora una volta nei numeri. Il virus, seppur in maniera meno significativa, ha colpito anche le nuove generazioni. Il 23% dei casi notificati è nella fascia di età 0-18 anni. Vero è che solo l'1% di questi casi determina ospedalizzazione nei ragazzi. L'85-90% della casistica nei ragazzi ha una positività con una situazione di asintomatica o paucisintomatica, cioè poca roba. Però 30 decessi ci sono stati in Italia e un certo rischio ancora c'è in tanti ragazzi con problematiche di fragilità. Più in generale la vaccinazione ai più giovani serve per spegnere nuove eventuali ondate. Il problema più grosso è proprio questo, quello di far una barriera al virus, perché con questo primo giro di vaccinazioni non riusciremo a eliminarlo, riusciremo a avere una convivenza più civile con il virus e con una presenza sempre meno importante dei casi più impegnativi. Connesso il tema della terza dose di vaccino, non ufficiale ma a questo punto scontato. Questo primo giro di vaccinazioni non permetterà l'azzeramento della malattia, che rimarrà appunto endemica. Sembrerebbe, ma dobbiamo ancora avere conferma, che la vaccinazione garantisca dai 9 ai 12 mesi la protezione, però è molto probabile che ci debba essere un richiamo, una terza dose o un richiamo periodico, un po' come l'influenza. E anche il Veneto sta attendendo questo ritorno in zona bianca. Siamo stati a Padova e abbiamo chiesto alla gente come sta prendendo questo ritorno alla libertà a partire dal prossimo 7 giugno. Pensate del ritorno in zona bianca del lunedì prossimo? Ma speriamo veramente che sia vero. Speriamo sia vero. Ci vuole assolutamente, perché non ne possiamo più, di tutte queste restrizioni che magari sono state necessarie, però sembrerebbe che la situazione sta migliorando. Finalmente non abbiamo fatto niente di male per meritarci di stare in zona rossa. Vi siete più sicuro col discorso dei vaccini, eccetera? Ci siamo. Indispensabile, i vaccini è indispensabile. Perché è un anno e mezzo che siamo chiusi dentro, per paura di prenderlo, per paura di contagiare i nipoti e tutto il resto, e quindi adesso è ora di uscire. Abbiamo bisogno di un po' di aria. Con prudenza, Uscire? Con prudenza, con le mascherine e con tutto quello che ci può mantenere sicuri. Bene, meglio. Sono felice, se i dati dicono che si può andare in zona bianca, bene. Sicuramente siamo contenti, sperando di tornare un po' più alla normalità, sperando di tornare indietro, è stato, già con la zona gialla per fortuna siamo riusciti a tornare almeno al primo anno qualche giorno in presenza all'università e speriamo che appunto questa zona bianca duri, che torniamo tutti a lezione. Bene, è una cosa positiva. Ne sentiva bisogno? Sì, però compatibilmente con una pandemia che ha fatto 140.000 morti su una mortalità in Italia che all'anno è 650.000, quindi considererei molto bene questa cosa. Bene, finalmente abbiamo sentito con cautela, però assolutamente. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in studio, in diretta Focus TG, giornalisti veneti in piazza, in centro a Verona,
con un presidio in presenza per la libertà di informazione libera, di qualità professionale realmente pluralistica, soprattutto fondata sul lavoro regolare, dignitoso e non precario. Il sindacato dei giornalisti, con l'ordine dei giornalisti, chiede al governo di considerare l'informazione tra i settori strategici da inserire nel piano di ricostruzione del Paese. Il momento è piuttosto delicato, è emerso, serve la massima partecipazione. Al presidio hanno preso parte anche il sindaco di Verona, Sboarina, e il deputato del PD Nicola Pellicani. E a scendere in piazza anche i lavoratori del trasporto pubblico locale per un incontro con il nuovo prefetto di Padova sul tema delle morti sul lavoro. Contratto fermo da più di 3 anni, nessun bonus o premio produzione durante il periodo dell'emergenza Covid. Sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale per chiedere garanzie e un riconoscimento economico adeguato. Chiediamo che al pari di tutte le altre categorie di lavoratori venga rinnovato il contratto di lavoro. Il trasporto pubblico, seppur depotenziato, non si è fermato in questi mesi. Dalle aziende però non sono arrivate gratifiche per chi ha lavorato. I lavoratori non si sono tirati indietro, hanno sempre lavorato e anche per questo noi abbiamo insistito che volevamo un premio di risultato per il 2020, cosa che la società ci ha negato. Stiamo attendendo in queste giornate una risposta su un premio Covid. I sindacati confederali però erano anche in piazza Antenore davanti alla prefettura per tenere alta l'attenzione sul tema delle morti sul lavoro. Un incontro tra i segretari provinciali con il nuovo prefetto per chiedere che un tema così delicato sia presente nella sua agenda. Sono temi che non sono più rinviabili e quindi se un'azienda non è in grado di garantire la sicurezza deve sospendere l'attività, mettersi in regola e ripartire, e da questo punto di vista anche prevedere la famosa patente a punti. Per esempio quando si partecipa agli appalti si partecipa se si è in condizioni davvero di garantire la sicurezza. La provincia di Padova è stata profondamente colpita dal tragico incidente delle acciaierie venete. L'attenzione deve restare alta. Per noi diventa sempre più inaccettabile il fatto che tante donne e uomini muoiano, si feriscano durante il lavoro e per andare al lavoro, perché non dimentichiamo che molti infortuni accadono anche durante il tragitto. Ora la necessità è di trovare ispettori Spisal. Il maggiore controllo e maggiore coordinamento anche tra questi, ovviamente con personale assunto, preparato, formato, che sia anche a conoscenza giustamente di come funzionano i macchinari, perché poi sarà fondamentale la formazione ai lavoratori, anche ai datori di lavoro. Trasporto pubblico in sciopero anche a Venezia, si chiede il rinnovo del contratto di Ferrotranvieri, ma soprattutto si chiede di prendere in considerazione la particolarità del lavoro a Venezia. Com'è l'adesione allo sciopero di oggi? Oggi lo sciopero ha avuto successo al 100%, uno per il sacro e santo diritto per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri che è scaduto il 31/12/2017 e l'altro perché permane ancora lo stato di agitazione e l'avvertenza sulla disdetta degli integrativi con la ACTV. I lavoratori del trasporto pubblico sono in sciopero, chiedono il rinnovo del contratto dei ferrotranvieri, ma denunciano anche la particolare situazione di Venezia. Domenica sono arrivati 50.000 visitatori, uno scenario da pre-pandemia cui continua a non corrispondere un adeguamento del trasporto pubblico, con relative code, resse e tensioni. I sindacati lo ripetono da tempo e chiedono perché. Qui a Venezia mi sembra di capire non è stato fatto assolutamente nulla, anzi c'è meno servizio rispetto all'inverno. Vediamo delle code enormi alle biglietterie anche nei weekend appena trascorsi, abbiamo ancora personale in cassa integrazione e credo che questa cosa non vada bene. I lavoratori del trasporto pubblico veneziano scioperano per la 4ª volta in poco tempo e in cerca di risposte non si rivolgono più ad AVM o al Comune, ma direttamente alla Regione. La Regione Veneto ha anticipato tutte le risorse del 2021, sono arrivati i ristori del 2020, è incomprensibile che un'azienda e un'amministrazione da un lato diano la disdetta alla contrattazione di secondo livello, dall'altro sono del tutto incapaci a gestire i flussi. Poco più in là gli imbarcaderi galleggiano vuoti sul Canal Grande e il sole batte a picco sull'enorme spiazzo di asfalto di Piazzale Roma. L'intasamento del Ponte della Libertà, un'infrastruttura del 1936 cui evidentemente si attribuisce una capacità di traffico da Autostrada del Sole, fa invece oramai parte del folklore locale e si verifica a prescindere dagli scioperi con la crescita esponenziale dei garage a prevalente uso turistico.
I lavoratori oggi presenti qui in Regione Veneto con una delegazione sono al quarto sciopero, quindi insomma scioperi importanti, scioperi che toccano la sensibilità dell'utenza. Di noi insomma ci scusiamo e ci dispiace, però abbiamo un contratto scaduto da 3 anni e i lavoratori hanno diritto di rinnovarlo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico e la delicatezza delle situazioni, lasciamo Venezia e ci spostiamo in montagna nel Bellunese. Sciopero del trasporto pubblico locale, presidio in Piazza Duomo e incontro con il prefetto. È la terza volta in pochi mesi per i lavoratori di Dolomiti Bus, che al pari dei colleghi di tutta Italia rivendicano il rinnovo del contratto, dignità e il miglioramento delle condizioni lavorative. I nuovi assunti prendono 1.250 euro. È una cosa inaccettabile che siamo qua per l'ennesima volta ad assistere a questo teatrino da un contratto 3 anni da scaduto. Un contratto scaduto da 3 anni in mezzo alla pandemia che ha peggiorato la condizione lavorativa. In piazza allora di nuovo con un'azione di sciopero, la terza in pochi mesi, che nel Bellunese ha una valenza diversa perché il trasporto pubblico locale rappresenta un presidio per l'esercizio dei diritti fondamentali. Pensiamo che soprattutto in provincia così fragile, così debole, così a rischio di spopolamento vada rilanciato il trasporto pubblico locale e per garantire un servizio di buona qualità serve un lavoro di qualità, pagato e riconosciuto come tale. In tanti fra gli autisti in questi ultimi mesi si sono trovati a un bivio, continuare o dimettersi. Le organizzazioni sindacali si rivolgono alle aziende locali affinché promuovano la contrattazione aziendale per garantire tempi di lavoro più equi che assicurino un riconoscimento di tipo economico in un settore così strategico anche nel post-pandemia. Speriamo possa essere ancora un servizio essenziale, ancora di più implementato e anche interconnesso, quindi tra gomma, ferro e anche altre attività che ci sono adesso come il car sharing, come il bike sharing o cose del genere. E ci sono buone notizie per tutte le persone che nel 2019 hanno subito pesanti danni causa acqua alta in tutta la città di Venezia, compreso il territorio di Chioggia. Il Consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio ha stanziato oltre 6 milioni di euro, per l'esattezza 6 milioni 297 mila, per tutti i comuni del territorio veneto colpiti dall'emergenza acqua alta. Un grazie al Ministro Federico D'Incà per l'interessamento, il quale è stato accompagnato da me nei giorni seguenti all'acqua alta proprio nei territori colpiti da quell'emergenza, tra cui Chioggia, Venezia, ma anche il territorio del Polesine, e abbiamo potuto constatare insieme i danni che si sono verificati e le conseguenze che hanno patito attività produttive, economiche e privati cittadini che ora potranno beneficiare di queste somme. Questi finanziamenti arriveranno quindi alla Regione del Veneto, che poi sarà opera del commissario delegato e presidente Luca Zaia distribuirli nei territori, nei comuni quindi colpiti. Chiederò ufficialmente quale sarà il criterio con il quale verranno distribuiti questi fondi, auspicando che appunto arrivino su base egualitaria. Riaprono anche le palestre, ma ne parliamo dopo la pausa. Eccoci in diretta, hanno riaperto le palestre, insomma siamo andati a vedere come sta andando. A pochi giorni dal momento tanto atteso, la riapertura, gli imprenditori dello sport che hanno potuto rialzare le serrande ospitando gli appassionati di fitness tracciano un primo bilancio. È un po' così prematuro appunto tracciare un bilancio, però percepisco un grande entusiasmo perché le persone hanno la necessità di riprendere in mano ciò che appartiene loro, quindi innanzitutto la libertà, e sicuramente in questo c'è in maniera proprio importante la sensazione di fare sport. Nulla li ferma nonostante siano cambiati gli scenari e servirà un po' di tempo per ritrovare gli equilibri precedenti, dalle igienizzazioni agli strumenti, alla misurazione della temperatura all'ingresso, agli spogliatoi per cambiarsi con persone contingentate, alle docce proibite. Non una ripartenza piena, insomma, ma la voglia c'è, nonostante l'estate rappresenti il periodo di calo fisiologico per questo tipo di attività.
Si parte direi in seconda perché almeno nella mia realtà ho visto un buon coinvolgimento della gente del quartiere, sono molto interessati a riprendere appunto in mano la loro situazione sportiva e di conseguenza la macchina è partita piano piano in seconda, non certo in quarta, però è auspicabile insomma che si vada nella direzione... Anche se sta arrivando l'estate. Sì, proprio perché la gente, secondo il mio punto di vista, è stanca di stare a casa, stanca di una situazione che li ha coinvolti in maniera pesante. E siamo alla cronaca perché i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 2 della scorsa notte lungo la provinciale che collega Canove a Roana. Per il rovesciamento del rimorchio di un autotreno sono morti 300 tacchini. I pompieri sono arrivati da Asiago e Vicenza con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo, hanno lavorato per il recupero delle gabbie e per riuscire a raddrizzare il rimorchio. Sul posto anche i carabinieri di Roana. Le operazioni di soccorso e recupero da parte dei vigili del fuoco sono durate diverse ore. Tra le tante ripartenze riparte anche la campagna elettorale per le comunali del 2021, si è aperta a Montebelluna e la prima candidatura arriva da Nicola Palumbo. Qualche mese fa 50 personalità della mia città, della nostra città, di Montebelluna, mi hanno chiesto un passo importante, quello di essere a disposizione come candidato sindaco. Ci ho ragionato molto, ho incontrato soggetti, persone, partiti, associazioni e sono giunto a una conclusione. Quel passo sono disposto a percorrerlo e sono disponibile. Rompe gli indugi Nicola Palumbo, consulente aziendale e presidente dell'Ente Palio. È lui il primo candidato sindaco per Montebelluna, o meglio il primo a dichiararsi disponibile in una corsa ancora tutta da scrivere, e questo a guida di un movimento per ora civico. 31 anni, amministratore unico dell'azienda di famiglia, esperto di temi di impresa, Palumbo spariglia le carte in tavola ponendo una questione nel centrodestra, lui che si definisce moderato e liberale. Sono convinto che le forze politiche della nostra città, che in questi giorni, leggo dalla stampa, stanno litigando su vari nomi, potranno incontrarsi attorno a un tavolo e realizzare un progetto che sia coerente e serio. Contatti e incontri ci sono stati, mancherebbe all'appello la Lega, ma qui il messaggio diventa ancora più chiaro. Se sarà il solito trascinarsi fino a luglio, a settembre, con un totonomi che è utile per riempire le pagine della stampa, ma non per dare un futuro chiaro alla nostra comunità, allora andremo per conto nostro, con un movimento civico ben radicato, con delle competenze diffuse, con degli obiettivi chiari. Intanto continuano i lavori nel maxi cantiere veneziano davanti alla struttura Vega. Notte di intenso lavoro nel maxi cantiere per la realizzazione del nuovo cavalcavia davanti al Parco Scientifico Vega. Gli operai hanno dapprima issato e poi posizionato al millimetro un enorme concio in acciaio lungo 55 metri e pesante oltre 170 tonnellate. Abbiamo utilizzato una autogru di 500 tonnellate per il varo del pezzo ruotato di 180 gradi. Abbiamo contemporaneamente interrotto la linea ferroviaria e ringraziamo le ferrovie dello Stato. Abbiamo interrotto anche la statale 11 di collegamento Venezia-Mestre. Presente alla posa anche l'assessore comunale Venturini che ha seguito i lavori. Una fase molto importante, la più importante di questo grande cantiere che nel prossimo periodo, una volta concluso, consentirà di riordinare completamente la viabilità, rendere molto più facile transitare dall'area del Vega all'area di Mestre e collegare molto meglio Marghera con Venezia. Quindi una grande operazione, una grande opera, una maxi opera che consentirà finalmente di ridisegnare la viabilità di Porto Marghera. Tutto si è svolto perfettamente grazie alla professionalità degli operatori. Il cantiere lo durerà ancora per un po', ma si è riusciti a realizzare una maxi opera straordinaria, limitando al massimo i disagi per la cittadinanza e per la viabilità, e quindi è davvero un'opera di incastro perfetta in tutta questa fase.
E al via le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto. Il Veneto sarà coinvolto nelle cerimonie che dureranno sino a novembre. Scattano il 1° giugno le celebrazioni per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all'altare della patria e l'Associazione Nazionale Alpini, da sempre custode della memoria di quanti hanno dato la vita al servizio della patria, si unisce all'omaggio che l'intero paese rende a quel soldato senza nome che Maria Maddalena Bergamas scelse nel 1921 a simbolo del sacrificio di un'intera generazione. Un simbolo che troverà nuova vita anche nel progetto che va sotto il nome di Milite Ignoto cittadino d'Italia e che prevede la concessione della cittadinanza onoraria a quel soldato da parte di tutti i comuni del paese. Le celebrazioni iniziano di fatto in coincidenza con i festeggiamenti per i 75 anni della Repubblica Italiana, in un momento storico in cui l'unità e il sacrificio diventano fondamentali per arrivare a una nuova normalità. Le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto arriveranno anche in Veneto, dove sono molti gli ossari, i sacrari e i monumenti eretti per custodire e tramandare la memoria di quell'immane tragedia che è stata la Prima Guerra Mondiale. Da Cimagrappa al Piave, dal sacrario del Leiten al Tempio Ossario di Bassano. E intanto le norme anti-Covid hanno annullato anche un altro sfilamento degli alpini che era tanto atteso, quello dei 100 anni della sezione di Belluno, ed è polemica. Per noi è un grande dolore, sì, perché l'ordine col quale noi sfiliamo potrebbe aver dato origine appunto alla sfilata nel rispetto, nonostante tutto, delle normative. Erano pronti e come sempre rispettosi, prima ancora che delle norme anti-Covid, dello spirito che anima le sfilate, cioè di chi è andato avanti, dei valori che ha lasciato. Alla sezione ANA di Belluno, che sabato e domenica celebrerà il centenario della fondazione, è stato invece vietato lo sfilamento che certamente avrebbe richiamato gente, esattamente come è stato per il Giro d'Italia o per i recenti No Paura Day che hanno portato in piazza centinaia di persone. Ce ne dispiace di questo, però non sarà comunque questo a togliersi la gioia di poter festeggiare il nostro centenario. C'è amarezza nelle parole di Lino De Pra, che assieme alle sue penne nere ha dovuto superare una miriade di ostacoli per poter organizzare i festeggiamenti del centenario. Si è corso pure il rischio di non poter fare esibire il coro. Per fortuna i cantori sono tutti anziani e vaccinati, spiega De Pra, e così il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulse Dolomiti ha autorizzato il coro sezionale Ana Adunata, che canterà al Cinema Teatro Italia, dove sabato dalle 17:30 avrà luogo la cerimonia di presentazione del volume che racconta la storia della sezione, scritto a due mani da Mario Dell'Eva e Dino Bridda, e che è una sintesi dei valori espressi dalla cultura alpina. Solidarietà, solidarietà, solidarietà. Solidarietà verso e spirito di servizio verso la comunità, verso le comunità dalle quali provengono gli alpini, dai quali sono generati gli alpini, e vedo che questa solidarietà, che si esplica in vari modi, anche ultimamente nel caso della pandemia abbiamo messo in campo decine e decine di nostri volontari. Prologo delle celebrazioni sabato mattina con la festa sezionale al Col Visentin, dove arriveranno gli atleti di mountain bike dell'ANA da Belluno e Vittorio Veneto lungo 4 itinerari che li condurranno al Sacrario, dove riposano i resti dei caduti del 5° e 3° Artiglieria Alpina. In mattinata la strada sterrata che dal Visentin porta alla caserra ci sarà l'intitolazione del sentiero del centenario. Domenica a Belluno sarà scoperta una targa ricordo nel luogo che ospitò la prima sede della sezione, in via Carrera, davanti all'ex albergo Leondoro. Questo era il nostro ultimo servizio, ricordo gli appuntamenti questa sera 18:50 con TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona giornata a tutti voi, arrivederci.